Lo scontro è acceso tra medici di famiglia e Regione Veneto, ma l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin risponde così alle preoccupazioni di una volontà di privatizzazione del servizio assistenziale territoriale. Respingo al mittente sicuramente questa accusa. Noi non stiamo puntando minimamente i dati, i numeri sono chiari rispetto a quello che è oggi il privato accreditato e convenzionato in Regione Veneto. Ho visto, ho letto che fanno un riferimento alle cure domiciliari accreditate, quella è una norma nazionale, noi ci siamo adeguati a un'intesa Stato-Regione, ma oggi è tutto qua, quindi non c'è nessuna volontà di andare verso la privatizzazione, c'è la volontà invece di rafforzare il più possibile la medicina territoriale e quindi di far sì che i nostri assistiti, i nostri cittadini abbiano un punto di riferimento chiaro. Il PNR ci impone di costruire 99 case di comunità e la Regione le sta costruendo distribuite in tutto il territorio veneto. Il DM 77 che ha seguito il PNR è il DM decreto ministeriale che dà gli standard organizzativi. Noi non abbiamo fatto altro che applicare quanto oggi il decreto ministeriale ci dice di applicare rispetto a case comunità, ospedali di comunità, avendo rimarcato anch'io stessa in quinta commissione che oggi mi sembra un po' il libro dei sogni, perché oggi non abbiamo personale per poter fare tutto quello che è inserito all'interno del DM 77 e soprattutto non c'è copertura economica. Il DM 77 implica che la casa di comunità hub, le 99 che noi dobbiamo costruire, abbiano degli ambulatori aperti H24 dove i medici di base si devono turnare. È scritto in legge nazionale e noi dobbiamo applicare la legge nazionale. Altra cosa è invece l'organizzazione territoriale e quindi le medicine di gruppo, le reti eccetera, su cui stiamo lavorando e per quanto mi riguarda il dialogo con la medicina territoriale rimane aperto. L'accordo che è stato sottoscritto oggi è un inizio per un progetto che è quello che in tutta la Regione Veneto ognuno potrà scegliere l'US che più gli aggrada? Allora, oggi intanto la firma di questo protocollo tra USL Serenissima e USL Orientale, riferito ai cittadini di Cavallino Treporti, vuole solo insomma agevolare quello che era già successo e che già succedeva, ossia prima i cittadini di Cavallino Treporti potevano usufruire indistintamente dei servizi dell'USL 3, poi col passaggio alla 4 questo è venuto meno, ripristiniamo questo. È chiaro che questo va incontro alle esigenze di un territorio che geograficamente e che poi anche storicamente insomma gravava e quindi le persone sono anche affiliate da un punto di vista medico, di specialisti e quindi andiamo in questa direzione. È chiaro che questo anticipa quello che noi su cui stiamo lavorando, che è quello appunto di un'uniformità regionale con il famoso CUP regionale, ma poi la possibilità effettivamente di fare le proprie prestazioni indistintamente, non quindi nel proprio territorio di appartenenza alla propria USL, ma indistintamente in tutta la regione Veneto.